S'avvicina Pasqua, la più grande festa dell'anno, e con essa la Settimana Santa, stracolma dei misteri più preziosi della vita di Gesù. Essi ci sono ricordati soprattutto il giovedì, il venerdì, il sabato santo e la domenica della Resurrezione, e rappresentano per noi altrettanti aspetti centrali della nostra spiritualità. Sono la consegna del comandamento nuovo, l'istituzione del sacerdozio e dell'Eucaristia, la preghiera dell'unità, la morte di Gesù abbandonato in croce, la desolata, il risorto. Noi li celebreremo con la Chiesa attraverso la Santa Liturgia, ma giacché la nostra è una via della vita, ci apprestiamo ad onorarli anche con la nostra vita. Ma come potremmo rivivere almeno un po' misteri così numerosi e profondi? Ne basta uno solo per accendere nella nostra anima la meditazione, per spingerla alla contemplazione. Ne basta uno solo per santificarci, noi lo sappiamo. Il Giovedì Santo, giorno nel quale durante gli anni abbiamo sperimentato spesso la dolcezza di una particolare intimità con Dio, ci ricorda quella profusione di amore che il cielo ha riversato sulla terra. Amore innanzitutto l'Eucaristia, donataci in questo giorno. Amore il sacerdozio, che è servizio d'amore, e ci dà fra il resto la possibilità dell'Eucaristia. Amore, l'unità, effetto dell'amore, che Gesù, come oggi, ha implorato dal Padre, che tutti siano uno come io e te. Amore, il comandamento nuovo, che Egli ha rivelato in questo giorno prima di morire. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Comando che ci permette qui in terra una vita sul modello della Santissima Trinità. Venerdì Santo. Un solo nome, Gesù abbandonato. Aveva dato tutto, una vita accanto a Maria, nei disagi e nell'obbedienza. 3 anni di predicazione, 3 ore di croce, dalla quale dà il perdono ai carnefici, apre il paradiso al ladrone, dona a noi la madre. Gli rimaneva la divinità. La sua unione col Padre, la dolcissima e ineffabile unione con Lui, che l'aveva fatto tanto potente in terra, quale figlio di Dio, e tanto regale in croce. Questo sentimento della presenza di Dio doveva scendere nel fondo della sua anima, non farsi più sentire, disunirlo in qualche modo da colui col quale Egli aveva detto di essere uno, e grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sabato Santo. Maria è sola col suo figlio Dio morto. Un abisso incolmabile di angoscia, uno strazio infinito? Sì, ma ella sta ritta in piedi, divenendo un esempio eccelso, un monumento di tutte le virtù. Lei spera, lei crede. Le parole di Gesù, che durante la vita annunziavano la sua morte, ma anche la sua risurrezione, se altri le hanno scordate, lei non le ha mai dimenticate.
conservava queste con altre nel suo cuore e le meditava. Perciò non soccombe al dolore, attende. Domenica di Pasqua. È il trionfo di Gesù risorto che conosciamo e riviviamo anche noi nel nostro piccolo, personalmente, dopo aver abbracciato l'abbandono o quando, uniti veramente nel suo nome, sperimentiamo gli effetti della sua vita, i frutti del suo spirito. Il risorto deve essere sempre presente e vivo in noi in quest'anno in cui il mondo attende non solo persone che credono e lo amano in qualche maniera, ma testimoni autentici che possano dire in tutta verità, come già la Maddalena agli Apostoli dopo averlo incontrato nei pressi della tomba, quelle parole che conosciamo, ma che sono sempre nuove. L'abbiamo visto. Sì, noi l'abbiamo scoperto nella luce con cui ci ha illuminato. L'abbiamo toccato nella pace che ci ha infuso. L'abbiamo sentito nella sua voce in fondo al cuore. Abbiamo gustato la sua gioia senza confronto.